grazie di essere venuti qua per conoscere appunto la storia di Metamauco. Grazie a Gabriele che è un parente, i parenti non si scelgono, ma in questo caso è anche un amico, per cui c'è anche una scelta dietro. Allora, come nasce Metamauco? Metamauco è un romanzo di avventura. Io dico sempre che le prime pagine sono nate quasi per caso, io la chiamo una scrittura curativa per me, no? Le prime pagine nascono in un momento della mia vita in cui ero particolarmente stressato e porto questo sul protagonista del romanzo, per cui è una sorta di alter ego, no? Era un momento in cui io, veneziano, nato a Venezia, cresciuto a Venezia, abito a Murano, ho sempre lavorato qui. In un momento particolare della mia vita mi hanno spostato con l'ufficio, col lavoro a Padova. E quindi in quel momento lì di particolare stress mi sono trovato a dover affrontare una serie di problematiche sia dal punto di vista logistico ma anche dal punto di vista proprio personale, l'ufficio nuovo, budget da raggiungere, tutta una serie di questioni a cui non ero abituato. Silvia su un post qualche giorno fa aveva inserito proprio una parte, un estratto di Metamauco dove il protagonista raccontava di come quando con la testa piena di problemi, di idee, di cose ingarbugliate in testa che non riesce a risolvere, le mette giù poi su carta e una alla volta vengono affrontate perché risultano più chiare. Ecco, questo è un metodo che io ho messo in bocca al protagonista del libro, ma che in realtà è quello che faccio io, che ho sempre fatto da quando andavo a scuola. Nel momento in cui sento che non riesco più a gestire tutte le cose che ho da affrontare, le metto giù su carta e qui è successa la stessa cosa. Era questo momento particolare della mia vita e ho detto qua, trasferito a Padova, avevo appena firmato il mutuo per a casa a Murano, ho detto boh, come la gestiamo? O vado a farmi vedere da uno bravo o mi arrangio da solo e provo a mettere giù su carta questi problemi. E così sono nate le prime pagine del libro. Dopodiché ho deciso di riprenderle a distanza di tempo e di provare a dargli una forma appunto di romanzo. Come dicevi tu, il problema era trovare il tempo per scrivere. Devo dire che buona parte del libro è stato scritto in vaporetto tornando dal lavoro. Era un momento che io dedicavo a me stesso, obbligato a dover spendere del tempo. Prima lo spendevo magari leggendo, poi ho cominciato a scrivere e buona parte del libro, soprattutto verso la fine, quando ho deciso di concludere, di chiudere, è stata scritta anche durante i tragitti di rientro o di andata, insomma, al lavoro. Metamauco è un romanzo d'avventura. Io ho deciso di scrivere un romanzo d'avventura perché in realtà allora faccio un passo indietro. Io al tempo della scuola sono sempre stato un pessimo lettore. Ero il dramma dei miei genitori perché continuavano a spingere leggi e io non leggevo. Poi una volta conclusa la scuola ho cominciato a leggere e da là non mi sono più fermato e lo dico spesso durante le presentazioni, mi spiego questa cosa con il fatto di aver cominciato a leggere qualcosa che piacesse a me e che non fossi più obbligato a leggere.
e in quel momento lì ho cominciato a leggere quello che trovavo a casa, quello che trovavo nella libreria di casa. Ho la fortuna di avere mio padre con le stesse mie passioni, quindi mare, Venezia, vela, barche, avventure in generale, e da lì ho cominciato a leggere, quindi mi sono appassionato al genere, quindi dai primo Wilbur Smith a Buticchi per restare in Italia, eccetera, e quando ho deciso di riprendere quelle prime pagine scritte così a scopo terapeutico per provare a dargli una forma di romanzo, mi è venuto naturale provare a fare appunto, a buttare giù un romanzo d'avventura e a scrivere di quello che conoscevo, quindi di Venezia, che come dici tu qui viene presentata come una città vissuta, cioè come la mia città e come la vivo io. Ne parlavamo anche con Carlo durante l'ultima presentazione, un amico, uno dei primi che l'ha letto, ha fatto un post su Facebook per darmi una mano a pubblicizzare il romanzo e ha detto: se volete leggere come un veneziano vive la propria città, questo è il romanzo giusto, ed è una cosa che a me ha fatto molto piacere, ecco, perché era uno degli obiettivi che avevo nello scrivere questo romanzo. Ecco, e